Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova live di Reni Toons. Salve a tutti, benvenuti. Oggi è lunedì 7 luglio 2025, anche giugno ce lo siamo lasciati alle spalle. Quindi un altro mese è passato, un altro mese già bello che è cominciato, perché oggi è già il 7, già una settimana che luglio è entrato in questo 2025. Ok, oggi come Reni Toons dobbiamo fare uno sfogliamo insieme. Ok, quindi iniziamo, cioè continuiamo a diciamo sfogliare insieme le riviste passate, quelle che mi sono lasciato dietro e di cui non ho fatto lo sfogliamo insieme per diversi motivi. Oggi faremo lo sfogliamo insieme del numero 18 di Anime Cult. Durante questa live vi farò vedere, come vedete qui ho messo un sacco di roba, vi farò vedere diciamo qualcosa sempre che riguarda quello che andremo a vedere su questa rivista. Ovviamente qui c'è una bellissima scritta. Io sono un grande collezionista di vinili ed anche di sigle di diciamo TV, dei cartoni animati, quiz, telequiz, telefilm e qualsiasi tipo di sigla, anche dei varietà, eccetera. Quindi mi sono sempre piaciute le sigle TV, quelle che introducono diciamo una qualsiasi trasmissione e perché no anche di quelle che vengono chiamate le OST, le original soundtrack. Ogni film che si rispetti, che ha avuto diciamo, un medio grande successo, è caratterizzato da uno o più brani che vengono diciamo, proposti durante la proiezione e che diciamo, lo rendono diciamo, quasi indimenticabile e riconoscibile anche attraverso solo l'ascolto di un brano musicale senza vedere immagini. Ne posso citare qualcuno, per esempio Ghostbusters, Neverending Story, Il tempo delle mele, ma chi più ne ha più ne metta, perché ce ne sono tantissimi. Ritorno al futuro ne ha più di uno, però anche per esempio Rocky 4, ci sono dei brani che sono diventati dei cult, sia i brani grazie al film, sia il film grazie ai brani. Quindi è stato un dare e avere tra la musica e le immagini che hanno dato poi vita ad un film cult. E spesso accade così, che un film viene ricordato grazie alla colonna sonora e le colonne sonore vengono ricordate anche grazie al film. Un altro per esempio che posso citare è Karate Kid. Comunque ce ne sono tanti, Titanic, ce ne sono tanti, 2001 Odissea nello spazio, tanti film che vengono ricordati grazie alle colonne sonore, così come tanti programmi TV, siano essi dei cartoni animati, siano essi dei varietà, siano essi dei quiz, cioè qualunque cosa viene anche ricordata grazie alla sigla introduttiva, quindi iniziale, e poi alla sigla ovviamente conclusiva, la sigla finale. E qui vediamo che ci sono tanti cartoni animati, quelli sono gli anime cult che dobbiamo fare ancora, lo studiamo insieme. Ci ricordiamo tutti la colonna, diciamo la sigla di Capitan Harlock, di Lamu, City Hunter, Gundam, la sigla di Sailor Moon. Ok, allora voglio dire anche un'altra cosa che sto pubblicando sul diciamo mio canale YouTube, delle compilation che conterranno tante sigle TV. Sono partito ovviamente da quelle a cui io sono più affezionato, quindi i Fivelandia. Oggi, diciamo, dopo questa live, diciamo, forse nel primo pomeriggio, pubblicherò gli ultimi due Fivelandia, il Fivelandia 21 e 22, però ho già pubblicato i primi 20 Fivelandia, ok? Con, diciamo, tutte le sigle cantate da Cristina D'Avena, Giorgio Vanni, Pietro Baldi, e ce ne sono tanti di cantanti che hanno dato, diciamo, hanno dato la voce per queste sigle. Soprattutto poi all'inizio c'era parecchio Zecchino d'Oro, Maria Leventre che lo conduceva,
diciamo Cristina D'Avena che dava la voce. Poi piano piano che sono passati gli anni, che siamo arrivati poi negli anni 90, ci sono stati anche altri bravissimi cantanti che hanno prestato le loro voci alle sigle dei cartoni animati, anche quelle diciamo un po' più movimentate, un po' più dance, ok? Come possiamo dire, che ne so, Dragon Ball, per citarne una, ok? E quindi ho pubblicato, per adesso le trovate sul mio canale nella sezione video, oppure andate a cercare la playlist Super Sigle TV. Nella playlist Super Sigle TV io le metterò tutte quante lì dentro, ok? Quindi cercate Super Sigle TV all'interno del mio canale YouTube, e lì troverete un bel po' di sigle, soprattutto compilation. Inizierò con quelle ufficialmente uscite, per poi diciamo magari fare anche delle compilation con quelle che sono state le mie sigle preferite. Magari le divido tra quelle di Cavalieri del Re, quelle dei Super Robots, quelle di Cristina D'Avena e quelle di altri, perché poi ovviamente per esempio Enzo Draghi ne ha fatte tantissime. Ci sono poi altri che hanno fatto delle sigle molto 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 belle, però diciamo forse una compilation intera, forse Enzo Draghi ci esce, però poi ce ne sono tanti altri, pure di Giorgio Vanni sicuramente ci esce una compilation. Però certo, allora la regina delle sigle indiscusse, salve Massimo, ciao, benvenuto ad una mia live. Massimo è un DJ, andatelo a seguire su TikTok, Max DJ 77, andatelo a seguire su TikTok, quanto sei arrivato? A più di 1.200.000 follower, spesso e volentieri fa dei video divertenti e poi fa anche delle live come DJ utilizzando appunto quelli che sono i dischi in vinile, non i 45 giri, lui utilizza i dischi mix, però sempre vinili sono, e quindi lui mixa con i 1200 della Technics, è un bellissimo mixer, e quindi andatelo a seguire, andate a seguire Max DJ 77 su TikTok, ok? E andate a vedere soprattutto i suoi video. Io oramai manco da quasi un anno da TikTok, anche se è mia intenzione andare a riscrivermi. Io ho messo in pausa il mio account, quindi diciamo esiste ancora, però lo vorrei riprendere in mano per fare pubblicità appunto al mio canale YouTube. Quindi quanto prima, purtroppo le cose da fare sono tantissime. Non pensate che fare i video diciamo delle compilation che io pubblico non ci voglia tempo, eh. Io tutta la settimana scorsa l'ho dedicata a preparare video su video, perché vorrei pubblicare da adesso fino alla fine di dicembre, quindi alla fine di quest'anno 2025, almeno una compilation al giorno, se non due, magari una di musica anni 70, 80, 90 ed una di sigle TV. Quindi fare due video in Full HD da circa un'ora, un'ora e 10, un'ora e 20, alcune anche un'ora e mezza, non è facile, non ci vogliono 5 minuti, e quindi il mio tempo viene impiegato anche per fare questi video, e quindi ecco il motivo anche per cui la settimana scorsa non sono riuscito a fare neanche un'altra live. Quindi oggi cominciamo lunedì 7 luglio 2025, sono le ore 10:20, iniziamo a fare lo sfogliamo insieme di questo numero 18 di Anime Cult, ok? Spero che si veda bene e a fuoco la copertina, ed ecco la quarta di copertina. Io ho la TV, ma vedo che la live è parecchio in ritardo rispetto a quello che io dico, cioè io già ho fatto vedere diciamo le due copertine, lì ancora non si vede neanche la prima. Tra l'altro vedo però che il video non mi piace più di tanto. Andiamo a modificare un attimino diciamo, la luminosità, che forse è un po' troppo esagerata. Ecco, mettiamo così, forse va un po' meglio, oh sì. Allora, qua c'è, vedete, c'è lo speciale Studio Ghibli, e poi c'è
l'editoriale, sempre Alessandro Agnoli che lo firma. Vi volevo far vedere che lo speciale, questo su lo studio Ghibli, quindi questo, tra l'altro lo speciale è uscito, lo speciale sullo studio Ghibli all'epoca, e poi tutti quanti a fare, diciamo, le cose. Eccolo qui lo speciale sullo studio Ghibli, questo è bellissimo. Dobbiamo ancora andare a fare, lo sfogliamo insieme, di questo speciale studio Ghibli, che vale la pena poi andare a sfogliare. Ma vedo, perché se riesco stasera, non ve lo assicuro, ma ci sfogliamo Japan Magazine, quindi le 100 icone sexy, però non lo so. Allora, vedremo. Quindi, detto questo, allora, questo è l'editoriale con scritto a suon di cartoni, proprio andare a sottolineare il fatto che questo numero parlerà di sigle, di musica, ok? Quindi soprattutto di sigle, anche se ci sono anche altri argomenti. Lo so, il controluce è stato voluto, il controluce è stato voluto. Ed ecco ovviamente, diciamo, il sommario, l'indice, come lo volete chiamare, ok? E qui si vede l'intramontabile regina delle sigle, a cui rinnovo i miei auguri per i suoi 61 anni compiuti ieri. Lei è di luglio come me, però diciamo io sono del 74 e lei è del 64, la nostra regina delle sigle TV. Ovviamente non è solo lei ad aver cantato tante sigle TV, ce ne sono tanti altri che noi ricordiamo, diciamo, con affetto, per le sigle che ci hanno regalato, che ci hanno donato nel tempo. Allora, qua si parla di una fanzine, Gli anni di K, storia e storia della più importante rivista italiana su anime e manga. All'epoca si chiamavano semplicemente cartoni animati e fumetti, ok? All'epoca c'erano i K-Boys, all'epoca di Expo Cartoon. Io quel numero di K che vedete lì ce l'ho. Tra l'altro ho portato anche qui, guardate, prima pausa, vi faccio vedere qualche fanzine degli anni 90. Questo è Lotus Magazine, Animania, ve le faccio vedere qualcuno, va. Che è? Questa è Sephiroth, poi vabbè, questo è un catalogo, il catalogo della Yamato videocassette. Qui è un catalogo di videocassette VHS e qualche DVD. Un altro catalogo della Yamato, vedete? Tutti anni 90, Qui c'è My Anime, dedicato a Rocky Joe, il numero 1 di My Anime. Qui c'è Tako-san, un'altra fanzine dedicato a Yattaman, Time Bokan. Un altro, vi faccio vedere un po' le copertine, va. Un altro numero di Tako-san, vedete? Poi un altro numero di Tako-san, Cara Dolce Kyoko. Poi Il mistero della pietra azzurra, altro numero di Tako-san. Bellissime queste copertine, Altro numero di Tako-san. Vado veloce, guardate. Quasi tutti i numeri di Tako-san ci sono qui. Japan Time, dedicato ad Evangelion, intramontabile Evangelion, bellissima questa copertina. Ok. Poi Magic Knight Ray Art, sempre Japan Time. Poi sempre Japan Time dedicata a Kutiani di Gonagai, Kutiani, sempre Japan Time. E Japan Time dedicato al magnifico anime, l'incantevole Crimi, ok? E qui c'è Angels, uno speciale di Japan Time. E poi qua c'è Express, un'altra fanzine, Kenshin, dedicata a Kenshin. Vabbè, poi questo
ne parleremo meglio quando andremo a fare lo sfogliamo insieme di questo. Quando andremo a fare lo sfogliamo insieme di questo numero di Anime Cult andremo a vedere anche quelli. Allora, qui proprio si parlava di K, che era uno di quelli, insomma, sempre una fanzine, sempre un po' di quegli anni, e quindi era molto molto piena di argomenti e molto molto bella questa fanzine. All'epoca si chiamavano fanzine, non riviste, e diciamo venivano assaltati gli stand all'Expo Cartoon di Roma, ed anche per esempio a Lucca Comics per accaparrarsi magari l'ultimo numero prima che uscisse in edicola, per carità. Quindi uno andava alle fiere del fumetto anche perché spesso e volentieri ci si trovava il numero di una fanzine addirittura prima che uscisse in edicola. I manga di K Magazine, infatti su K Magazine uscirono diversi manga, quindi all'epoca avrei detto fumetti, ma diversi manga vennero pubblicati su K Magazine. Quindi K Magazine acquistava i diritti di pubblicazione di alcuni manga, li proponeva su questa fanzine che mi sembra di ricordare fosse mensile. Poi la vedremo perché io qualche numero ce l'ho sia qui nella libreria dentro la stanzetta e sia su in soffitta, ho diversi numeri di questa rivista K, vedete? Sfogliamo insieme vi fa vedere queste riviste. Ovviamente vi ricordo che in descrizione trovate il link per acquistare sia questo numero sia i successivi di Anime Cult direttamente su Amazon. Quindi andate in descrizione, trovate il link, cliccate e andate ad acquistare su Amazon proprio questo numero o anche i successivi. Ok? Oh, il doppiatore di Mr. X, Uomo Tigre. Hai tradito Tana delle Tigri. E quindi c'è una bellissima intervista a Nino Scardina. Quindi Mr. X, ok, il doppiatore, quindi una bellissima intervista. Qui vengono menzionate anche Holly e Benji, viene menzionato anche Ranma Mezzi con diciamo Apposai, e quindi non ha doppiato. Tra l'altro Holly e Benji vediamo che c'è l'allenatore della Toho e della Muppet poi, comunque bellissima rivista come sempre, questo Anime Cult numero 18. Ok, andiamo avanti. L'intervista ad Andrea Romoli, c'è sempre un'altra storia. Questa è la seconda parte di questa intervista, allora ve la faccio vedere questa intervista. Quindi se volete, se vedete che questa rivista vi piace, o andate sul sito di Sprea Editori direttamente da lì e la acquistate direttamente lì, oppure andate in descrizione di questo video, cliccate sul link e la potete acquistare da Amazon facendovela portare direttamente a casa. Ok, questa è sempre l'intervista, botta e risposta, domanda e risposta. Ok, quindi andiamo avanti, lunghissima intervista, vedete, non possono mai mancare le interviste all'interno di questi numeri di Anime Cult, allora andiamo avanti. Don Chuck il Castoro, che avventure nella foresta. Allora, sappiamo che Don Chuck il Castoro è diviso, diciamo, possiamo definire in due serie.
la prima serie e la seconda serie, ed ha quindi anche 2 sigle TV. Indimenticabile questo cartone per tutti quelli nati negli anni 70, per carità. Don Chuck Castoro, Don Chuck Castoro, Don Chuck non sa cosa avverrà in fondo al fiume, c'è una cascata, Don Chuck non trema, l'ha già superata. Vabbè, Don Chuck il Castoro, le avventure nella foresta di Zawa Zawa. Vabbè, erano cartoni che per noi erano stupendi per come erano concepiti, realizzati, cura nei particolari ma estrema semplicità, senza farsi troppi problemi, questo si può fare, questo non si può fare. Al giorno d'oggi bisognerebbe passare talmente tante censure, talmente tante cose che secondo me molti anime, noi ci lamentavamo della censura all'epoca di Alessandra Valeri Manera su Italia 1 e Canale 5, ma diciamo all'epoca passavano un po' di tutto, e adesso per il politicamente corretto molte cose non potrebbero passare, non lo so, oppure passerebbero sì la censura, perché magari è meno stringente la censura, però riceverebbe un sacco di critiche qualsiasi cosa. Cioè, infatti è problematico al giorno d'oggi, forse quasi come lo era all'epoca, che alcuni argomenti potevano essere trattati, altri no, invece adesso è un po' tutti gli argomenti trattati devono essere politicamente corretti. Allora qui iniziamo ad entrare nel vivo dello speciale delle sigle a 45 giri. Io qui non ho messo CD, non ho messo compilation a 33 giri, come vedete ci sono tante bustine, tante cose, adesso noi ce le andiamo a vedere. Allora vi faccio vedere le prime 2 pagine e poi ci fermiamo e facciamo un attimo di pausa, perché vi voglio far vedere diciamo parte della mia collezione, perché queste sono i 45 giri che io ho qui in casa, gli altri sono in sala hobby, non sono sceso in sala hobby per andarli a prendere, troppo complicato, poi li ho fatti già vedere diciamo in altre live, andate a cercare gli altri speciali dedicati per esempio alla RCA o alla Five Records, ci sono degli speciali e quindi su quelli io ho fatto vedere altri 45 giri. Come vi ho detto, ci fermiamo qua, andiamo ad aprire questa busta verde, io li tengo tutti separati perché so esattamente quando li ho comprati o chi me li ha dati a seconda della busta dove stanno. Allora, questo è una sigla, Che figo, cantata da Pippo Franco, guardate, ovviamente io li tengo in condizioni molto buone, pubblicata su Lupus Records, vedete? Lupus Records, Che figo di Pippo Franco. Che fico avere. Oh. Questa è un'altra delle tantissime sigle dell'Ape Maia. Guardate che spettacolo. Tra l'altro che è UPIM qua. Sì, guardate. Qui ci sono i prezzi della UPIM, 2500 lire. Alla UPIM, anche la UPIM vendeva dischi. L'Ape Maia in concerto, pure quest'altro si sentiva durante l'anime, durante il cartone animato. E questa era la sigla di apertura di una delle tante serie dedicate all'Ape Maia. L'Ape Maia va, curiosa e sincera, l'Ape Maia va all'avventura. Oh. E questa è un'altra bellissima sigla, i fratelli Grimm con Nisol Gerson. Questo è bellissimo, come brano questo è bellissimo, un brano veramente quasi indimenticabile. Nisol Gerson, bello, veramente bello. I fratelli Grimm, Nisol Gerson, 45 giri originale.
Qui andiamo da Ether Parisi, sigla di Fantastico 4, C'era l'H, anche questo un brano che diciamo quelli della mia età ricorderanno sicuramente, l'indimenticabile Ether Parisi, C'era l'H. Oh, e questo invece è citato sicuramente diciamo, nella rivista. Questo è il 45 giri originale dei Rocking Horse, ok, di Candy Candy, quindi dei Super Robots Rocking Horse, Douglas Making e chi più ne ha più ne metta. Candy Candy, al lato B c'è Lucy, ok, pubblicato dalla RCA, stereo, codice di catalogo BB6427, Candy Candy, sigla della serie televisiva omonima, autori Rocking Horse. Ok, questa è quella che fa Candy, oh Candy, che sorrisi grandi che fai. Oh, e questi ci sono i ragazzi dai capelli rossi che cantano Anna dai capelli rossi. Vedete, 45 giri originale, Anna dai capelli rossi, i ragazzi dai capelli rossi, 45 giri originale, ci sono dentro 45 giri, non è che vi faccio vedere solo copertine. E infatti Anna dai capelli rossi ve l'ho fatto vedere poco tempo fa, poco fa, eccola qui il 45 giri, Anna dai capelli rossi. Andiamo avanti. Vediamo di non fare danni. Un altro cartone animato che ha fatto la storia è Remy, le sue avventure con i suoi cani, la scimmietta, e questo è il bambino Remy, sigla della trasmissione omonima. In Italia erano gli anni 70, fine degli anni 70, c'erano Remy, Heidi, Goldrake, Mazinga, qualche Gigrobù. E questa è la storia di Remy, tra virgolette l'orfanello. Ok, e poi qui fantastico, no, questo che è premiatissimo 83, c'era il grandissimo Gigi Sabani che aveva scritto la sigla e l'aveva anche cantata. A me, anche se non si dovrebbe dire, però è una licenza poetica, a me mi torna in mente una canzone di adesso oppure tanto tempo fa che mi ricorda qualche situazione, un momento di felicità, chi la canta in canottiera sul balcone e chi invece la domenica in città. Bellissima anche questa. Oh, questa è la tartaruga al pranzo di gala con Babbo Natale. Vabbè, questa è la sigla, non ho la copertina originale, però vi faccio vedere se riusciamo a mettere a fuoco. Non riusciamo. Porca miseria, strano, Eccolo, sì, l'ha messa a fuoco, via. Eccoci qua. La tartaruga. Come vedete, questo è numero 1 Records, la tartaruga, la sigla, e poi di qua al pranzo di gala di Babbo Natale, sempre anni 70, vedete, P75. Ok, questo è Nick Kamen, no, Wouldn't It Be Good, questo è Nick Henshaw, purtroppo dopo i 50 anni se ne cala la vista, e quindi questo è Nick Henshaw. Questo non mi ricordo se sia mai stata una sigla di una trasmissione televisiva, Wouldn't It Be Good, però potrebbe anche essere, Carletto Corrado, famosissimo brano
cantato da Corrado. Ed io che sono Carletto, fatta nel letto, l'ho fatta nel letto, l'ho fatta per fare un dispetto, che bello scherzetto per mamma e papà. Oh, e qui sempre Rocking Horse, Super Robots, Douglas Mackin che cantano Lulu, l'angelo tra i fiori. Benvenuta Lulu, tra i fiori Lulu, dolce angel e Toriton. Un bambino Toriton, sempre Rocking Horse, Super Robots, Rocking Horse, ma già uomo Toriton, già un eroe nell'universo blu. Vabbè, questo è Love is in the Air, John Paul Young, versione originale. Ok, è sempre Paul Young, non mi poteva mancare Love of the Common People, il 45 giri originale Love of the Common People, bellissimo anche questo 45 giri. Zig Zag Assemble, le canzoni di Topolino, la canzone di Topolino. Poi c'è ovviamente qui lo strillone canta Sbirulino, Sandra Mondaini, lo stellone, no lo stellone, lo stellone, viva Sbirulino. E questo è un adesivo attaccato qui, dovrei riuscire a staccarlo col fono, così mi metto l'adesivo nella collezione di adesivi e il 45 giri senza adesivo tra la collezione dei 45 giri. Per quanto riguarda gli adesivi, ci sono due live, se le andate a cercare, in cui faccio vedere una collezione bellissima di adesivi degli anni 70, 80 e qualcuno anche anni 90. Ed ecco l'ultimo per questa bustina, il ballo del qua qua di Romina Power, Dance Little Bird. Questo è il ballo del qua qua che d'impapere ci fa fare solo qua 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 più qua qua qua. E questa è il 45 giri originale uscito all'epoca, Baby Records, vedete qui sopra, simbolino Baby Records, Romina Power, il ballo del qua qua. Ok? E queste sono le, diciamo, le prime che vi ho fatto vedere, i primi 45 giri. Li rimettiamo qui dentro, li mettiamo qui dietro, così ci ricordiamo che già ve li ho fatti vedere. Allora, vogliamo andare avanti, vediamo quest'altra torre, poi apriamo di là. Allora, qui mi mancano le copertine, però questo è un 45 giri, è abbastanza raro, come vedete questo l'ho stampato io con la mia stampante bianco e nero, Godzilla, Gozuki Godzilla, e al lato B c'è Fanta Super Mega Nico Fidenco, e vi faccio vedere ovviamente il 45 giri. Eccolo qui, il 45 giri, Nico Fidenco, Fanta Super Mega, e poi giriamo Godzilla, Gozuki Godzilla, pubblicato da CBS Records. Ok? E quindi questo poi lo andiamo a mettere così in modo che poi lo riesca a prendere, poggiamo qua. Andiamo avanti, questo è pom 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 pom. Questo è Monkey, i coccodrilli, diciamo quello che ha dato il là alla nascita poi, diciamo, anche di Dragon Ball, di tutte le leggende, che anche viene presa anche all'interno di Starzinger, ma questo è The Monkey, la scimmietta. Non riescono a fermare Monkey. Questo è anche un bellissimo cartone animato, senz'altro anche questo da rivedere, che me lo sono un po' dimenticato. Qui arriviamo
non so se c'è lì, ma sicuramente poi lo vedremo. Anche di questo mi manca la copertina, è lo Spank, il 45 giri originale, eccoci qua, Akiko e Company, è lo Spank strumentale, e qui è Akiko e Company, è lo Spank, la versione originale, sempre su 45 giri originale. Va bene, andiamo avanti, qui mi mancano sempre le copertine. Allora, Shooting Star, tanto ricercata, e UFO Robot, questa è un'altra ennesima copia, perché ne ho diverse copie di UFO Robot cantata da Actarus, eccola. Shooting Star, molto molto ricercato questo brano perché non presente all'interno dell'LP neanche nelle ristampe, quindi io ho sia la versione originale dell'LP, anche quella uscita negli anni 70, ho la versione quella uscita nel 2015 e quella uscita l'anno scorso, insomma va bene, ho tutte le versioni. Ciao Lessi e Pelin Story. Ecco, Pelin è un cartone animato che è stato un po' dimenticato, Pelin Story, sigla della trasmissione televisiva omonima. Ok, e di qui c'è Ciao Lessi. Vedete il numero di catalogo RCA BB6482 di questo 45 giri. Se andate su Discogs e mettete il numero di catalogo lo trovate. Qui torniamo in casa 5 Records, io senza occhiali e con questi riflessi non riesco a leggere. Alice nel Paese delle Meraviglie di Cristina D'Avena, e di qua Alice nel Paese delle Meraviglie versione strumentale. Vedete il biscione di Canale 5, 5 Records. Quindi questa è Alice, Alice, che bel divertimento. Qua è Cibernella, Cibernella, cantata da Ivianella, Ivianella, Cibernella, 3 minuti e 13, e di qua Con te bambino, sempre Ivianella. Vedete il numero di catalogo BB6500 RCA italiana. Ok? Andiamo avanti, va bene. Qui questo mi sa che poi possiamo andare un po' più veloce. Dischi ricordi, Ci vuole un fiore di Sergio Endrigo. Vedete? E poi di qua Mi ha fatto la mia mamma, sempre Sergio Endrigo. Vabbè, queste sono un po' più... Allora, mettiamolo così. Vediamo un po' se qui continuano le sigle. Sì, questa pure... Allora, questa è Isotta, un'altra sigla, Pippo Franco, pubblicata da Cinevox. Vedete? Isotta Cinevox. Questa è sempre un'altra sigla. Al lato B abbiamo Ninna Nanna Nonna, sempre di Pippo Franco, 1977. Questi sono dei, diciamo, dei dischi che uscivano cantato, mi pare che erano tutti i burachini, insomma, o quanto vorrei. Vedete, ce ne sono tanti pubblicati con questa cornicetta. Vedete? Se ne trovano tanti, sia con copertina, senza copertina, costano poco. Io ne ho presi diversi, anche perché si trovano dei remake, quindi delle cover anche di sigle TV. Ok, qua, questo pure, Gianni Morandi, Sei forte papà, sei già qui? No, questo che era? Sì, Sei forte papà. Mi ricordavo che questa blu con la RCA, Gianni Morandi, Sei forte papà del 76. Ok? Allora, andiamo avanti. Qui che cos'è? Pranzo di gala di Babbo Natale. La tartaruga. Da allora in poi dovrebbe essere Bruno Lauzi. Sì. La tartaruga, altra sigla TV, Bruno Lauzi. Vedete, numero 1 Records.
La tartaruga 75. Stiamo vedendo un sacco di sigle degli anni 70. Vabbè, questo è Like Chopin, Gazebo. Ve lo faccio vedere giusto così. Gazebo, I Like Chopin. Questo ricorda i film con tanti attori italiani. Mi viene in mente Jerry Calà, per esempio, vabbè, Massimo Ciavarro, eccetera. Shooting Star, vedete un'altra copia, UFO Robot, questa ve l'ho detto, ce n'ho tante copie. UFO Robot, Shooting Star. Ok, ciao Renato, buongiorno, arrivo ora perché ero in una call, poi recupero. Sì, tanto sto facendo vedere un po' di 45 giri che non avevo mai fatti vedere. Oh, questa pure è molto famosa. Torniamo in casa di Berlusconi, ci autoinvitiamo nella Five Records, sempre la regina delle sigle, cui rinnoviamo con un giorno di ritardo gli auguri, anche se gliel'ho fatti anche ieri, a Cristina D'Avena, il mago di Oz. Ovviamente ce l'ho senza copertina, porca miseria, va bene. E qui c'è Love Milicia, ok? Quindi la regina delle sigle su Five Records, il regno di Oz, sempre Five Records. Qui abbiamo Licia, Dolce Licia, e da quest'altra parte Giuni Peperina inventa tutto, riesce a far dei guai, grossi guai dappertutto, come fai neanche tu lo sai. Questo è un grandissimo DJ, fece anche diverse trasmissioni televisive. Sto parlando di Jocelyn, quando faceva La caccia al tesoro, o addirittura quando conduceva Conto su di te. In questo caso canta Virgola Jocelyn. A quest'altro lato Thunderfire Airbus 5000 volts, vedete? E questo è Baby Records, ce la ricordiamo tutti la Baby Records con quel logo. Ok, qui ci sono sempre, ecco, vedete, Virgola cantata, qui mi pare che sono i Sanremini, no? Chi sono? Dorian, Virgola, e di qua Smemorella Maria Teresa. Ok, qui vado un po' più veloce, a meno che non leggo qualcosa. 15 uomini sulla cassa del morto, bellissimo. Ryu, il ragazzo delle caverne. Vedete, questa è una cover di Ryu, il ragazzo delle caverne, cantata da Tommy. È sempre, diciamo, la sigla di un cartone animato, però è una cover. E di qua 15 uomini sulla cassa del morto, e vedete sono i Sanremini, no, i bucanieri, 15 uomini, bellissimo. Altro disco originale, loro sono i Cavalieri del Re di Riccardo Zara. Guardate cosa cantano. Lady Oscar, non dico la più famosa, ma una delle più famose, Lady Oscar dei Cavalieri del Re. E di qua Lady Oscar strumentale, i Cavalieri del Re by Riccardo Zara. Ok, oh Lady Oscar, la tua spada fischia non delude mai. Oh Lady Oscar, anche nella mischia vincere tu sai. Oh, che avventure a Bim Bum Bam con il nostro amico Juan. E qui c'è anche la voce di Paolo Bonolis quando conduceva Bim Bum Bam. Ok, al lato B Kiss Milicia, cantata dalla regina delle sigle Cristina D'Avena. Ok, guardate quanti ne ho, non è che siccome non hanno la copertina allora ce n'ho tantissimi. Guardate qua, vola mio mini pony, vola, sempre la nostra regina delle sigle Cristina D'Avena. E qui vola mio mini pony, da una parte strumentale e dall'altra parte cantata da Cristina D'Avena. Ok,
Oh, andiamo avanti, sempre Five Records e io vi faccio vedere che ciao ciao, siamo tutti i tuoi amici, Fore e Deborah, ciao ciao, sempre Five Records, ok? E poi bim bum bam, siamo qui tutti e tre ed anche qui c'è la voce di Paolo Bonolis, Five Records, quando lui faceva parte della troupe di Bim Bum Bam, ok? Allora, questo è anche un brano molto famoso, There is Another Way, La Bionda, e di qua Baby Make Love, La Bionda, sempre italo disco questa, non mi ricordo se è stata mai la sigla di qualcosa, ma non mi sovviene, mentre invece questa sicuramente sì. Allora, questo è Lino Toffolo, vedete, Lino Toffolo, sigla della trasmissione televisiva Anteprima di chi? Ed è Johnny Bassotto, il poliziotto. E poi di qua i bambini di Italia, Lauzi Caruso. Vedete, RCA italiana, ok? Oh, e qua dentro questa confezione ci sono dei 45 giri che sono diciamo un po' più rari, ma non solo, diciamo che a cui sono un po' più affezionato. Questo è, anche qui mi manca la copertina, dicono che sia abbastanza introvabile, Il mistero della pietra azzurra di Cristina D'Avena, il mistero della, questa è la versione strumentale, vabbè, siccome, no, non è attaccata la copertina, quindi ve lo posso far vedere anche di qua, il mistero della pietra azzurra, Cristina D'Avena, ok? Quindi questo è il mistero della pietra azzurra. E poi qui c'ho addirittura Franco Martin autografato, vedete? Autografato con un pennarello color argento, quindi riflette la luce, da Franco Martin Braiger, stampato da TV-landia, la ballata di Braiger e Braiger, sigla della serie TV omonima. Vedete qui c'è tutta la dedica di Franco Martin, ok? Braiger vincerà, Braiger la terra vincerà. E poi andiamo a vedere questo, a cui anche sono molto legato. Eccolo qua, i Cavalieri del Re, il fichissimo del baseball, vedete, sempre edito, questa volta stereo F, sigla della trasmissione televisiva omonima, tenuto in condizione mint, il fichissimo del baseball. Vabbè, e poi qui c'è un 45 giri a cui mia moglie è parecchio legata, che è Buon Natale, e quindi io questi qui li tengo tutti quanti dentro questa bustina trasparente. Tra l'altro non vi ho fatto vedere che il disco qui è rosso, ok? Quindi non è il solito disco nero, e questo è nero, sì. Tra l'altro c'è il bollino della SIAE all'interno, anche qui, ok. E questo si apre da qui, mettiamo così, ok, per evitare che io li metta male, li mettiamo qui e continuiamo a fare, lo sfogliamo insieme, continuiamo adesso. Allora, quindi questi mettiamo qua, li ripoggiamo qua e continuiamo. Allora, quindi eravamo arrivati a queste due pagine qua, alcuni di questi li abbiamo già visti, per esempio UFO Robot senza copertina l'abbiamo visto, Anna dai capelli rossi l'abbiamo visto, Heidi sta giù, quindi non ve lo faccio vedere, Charlotte sta giù, però poi abbiamo anche da vedere questo, questo voi ne vedete un pezzo, ma poi dobbiamo vedere anche quello. Allora,
Olimpio Petrossi, L'Ape Magà, Gig Robot, Mazinger, Elisabetta Viviani, vabbè, qui ovviamente facciamo dei nomi che non si possono dimenticare. Andiamo avanti, se no ecco per esempio Lupin, Cicciolina fra i robot, Ilona Staller, vabbè, Lino Toffolo, L'isola del tesoro, Candy Candy, Candy, oh Candy, che sorrisi grandi che fai. Oh, qui ci sono Belle e Sebastien, c'è il dottor Slampe Arale, c'è Sanpei, Giorgia Lepore, mamma mia. Ma che nomi, che nomi! Questi hanno fatto proprio la storia delle sigle dei cartoni animati italiani, degli anime italiani, cioè giapponesi italiani trasmessi in Italia, come vogliamo dire. Quindi, vedete, Super Robot 28, Titil, Mitil e l'uccellino. Mamma mia. I Cavalieri del Re, Douglas Making, qui vediamo in basso il grande. Io ho visto 4-5 concerti di Douglas Making, stavo lì sempre in prima fila. Dovrei trovare le registrazioni per pubblicarli finalmente, ma non le trovo, quindi quando le troverò. Sigle da sfogliare, un mondo segreto, ecco, Doraemon, ecco Doraemon, il gatto spaziale, guardate, poi ci rifermiamo, perché poi ci vediamo con gli altri, Oh, Calendar Man, Starzinger, Teppei, Carletto il principe dei mostri, Trider G7, che paura mi fa, Calendar Man, Teppei, Starzinger, Coccinella. Mamma mia, che titoli, ragazzi! Che titoli, che titoli! Veramente indimenticabili questi titoli, Questa ve la lascio qualche secondo in più, proprio perché vale la pena leggere i titoli di questi brani, sigle di anime molto famosi, soprattutto per quelli della mia età. Ok? Andiamo avanti, andiamo avanti. Oh, qua andiamo avanti proprio alla grande. Ehi, e Jim, oppure Huckleberry Finn, il gatto Doraemon, Galaxy Express 999. Mi metto un attimo seduto perché la principessa Zaffiro, che ce l'ho, le avventure di Pinocchio, ce l'ho, Pinocchio perché no, UFO da Avalon, la principessa Zaffiro un'altra volta, qui c'è un'altra volta le avventure di Pinocchio, Doro Merchandising, Doraemon, guardate, cioè, e questa pagina è degna di essere osservata per più di qualche secondo, proprio perché noi ci abbiamo lasciato il cuore su questi anime, ma soprattutto sulle sigle di apertura e chiusura di ogni episodio. Quindi più che gli episodi, visto che ogni episodio aveva la stessa identica sigla di apertura e chiusura, noi ci ricordiamo benissimo le sigle, magari gli episodi che erano tutti diversi uno dall'altro li abbiamo un po' dimenticati, però non abbiamo sicuramente dimenticato le sigle. Ecco, per esempio c'è Lulù l'angelo tra i fiori, Grand Prix, Moby Dick 5, Ello Spank, Piccole donne, Getta Robot. Purtroppo, no, purtroppo, per fortuna sono tante le sigle, non si finisce mai di ascoltarle. Già solo quelle cantate dalla regina delle sigle Cristiana Avena sono tante. Poi se ci aggiungiamo quelle eseguite e cantate da altri, veramente cominciano a diventare infinite. Infatti vi invito ad ascoltare due radio molto famose in Italia. Una è Radio Animati, che potete dire anche alla vostra domotica di aprire l'app Radio Animati,
o anche DJ Osso Radio. DJ Osso Radio anche dedicata, diciamo, anche alle sigle TV di tutti i tempi. Qui abbiamo Shooting Star, Capitan Harlock, Titan 3, l'Ave Maia, questi ce l'ho tutti, questi 45 giri menzionati in queste due pagine ce li ho tutti, anche l'Ave Maia, quella lì, c'ho Capitan Harlock, tutti. Titan 3 ce l'ho in tutte le salse, ce l'ho pure sul disco mix Titan 3, ce l'ho in tutte le salse. I fratelli Balestra, mai dimenticare i fratelli Balestra. Ape Maia, c'ho anche quello. Nisol Gerson l'abbiamo già visto, il 45 giri ce l'ho. Astro Robot ce l'ho, Capitan Futuro, Teccaman, Giumbolo ce l'ho, Mork e Mindy mi manca, Bobinda ce l'ho, Tarzan lo fa, cantato da Nino Manfredi, ce l'ho. Guardate, anche questi ce n'ho parecchi, proprio parecchi di queste due pagine, bellissima, indimenticabile, anche Nisol Gerson, Capitan Futuro, il futuro degli eroi, Capitan Futuro, picchiaduro anche per noi, Giumbolo, 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 Bobinda, aiutalo, Bobinda, ma sbrigati, Bobinda, se ti prende, no, se ti vede il cacciatore scapperà, mi ricordo un po'. Oh, qua un'altra pagina pienissima di sigle, Rio il piccolo Sid, Gordian, Don Chuck il Castoro, God Sigma, Bia la sfida della magia, ce l'ho un paio di copie, 2 o 3 copie, Gig Robot, mamma mia, la regina dei 1000 anni, cioè veramente stiamo facendo un tuffo nel passato che non finisce mai. E lì ovviamente un trafiletto dedicato a Nico Fidenco, anche lui ha cantato diverse sigle TV, ok? Guardate che bellissimo anche questo numero di anime cult, come dico sempre, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Adesso vediamo questa pagina e poi ci fermiamo un'altra volta. Le avventure della dolce Katy, l'Ape Maia va, curiosa e sincera. Ovviamente non potevano mancare i fratelli De Angelis, Guido e Maurizio De Angelis, gli Oliver Onions, The Monkey, quella che abbiamo visto, la scimmietta, ok, abbiamo visto, ce l'ho, Tommy Story, viva Tommy, Tommy, diverso da H. Jim, che era quell'altro, ehi H. Jim, Remy l'abbiamo visto, Mimì e la nazionale della pallavolo, Marco dagli Appennini alle Ande, una delle più belle sigle, una di quelle che io preferisco di più è il Libro Cuore, emozionantissima, Alice nel Paese delle Meraviglie e D'Artagnan, quindi anche qui un misto di cantanti, perché c'è anche sia Cristina D'Avena e sia tanti altri, anche Oliver Onions, per carità, vedete un trafiletto dedicato ai fratelli De Angelis, che hanno fatto anche le musiche di quasi tutti, se non tutti, i film di Bud Spencer e Terence Hill, non ce lo scordiamo. Quindi tanto di cappello agli Oliver Onions. Mi piacerebbe avere una bella discografia su vinile degli Oliver Onions. Oh, ed ecco l'intesa perfetta tra Alessandra Valeri Manera e Cristina D'Avena, ok? E quindi qui Alessandra Valeri Manera e sotto c'è Cristina D'Avena e c'è pure Satomi, ok? Ovviamente un trafiletto anche dedicato a lei. E qui ci fermiamo, c'è anche Laura lì. Allora io direi adesso ci vediamo i 45 giri contenuti in questo plico, ok? Andiamoci a vedere. Allora, il primo, vabbè, addirittura l'ho lasciato fuori, eccolo qua, UFO Robot un po' ridotto male, Shooting Star, ma come sapete ce n'ho talmente tante copie di questo che, ok. Allora, ve le faccio vedere e le rimetto a posto, Eccolo qua, questo lo leviamo. Anna dai capelli rossi, ok? Anna dai capelli rossi, lo rimetto dentro.
questo pure mi manca la copertina. Un'altra volta, questo è 4 supereroi, e qua invece c'è Astro Robot Contatto Y, gli Y Cetra, stampato su Cetra. Guardate che ad averceli ce l'ho, le copertine purtroppo si strappavano, si rovinavano, andavano perse, purtroppo le copertine è un po' più complicato averle, però queste copertine che vedete, alcune le ho fatte io addirittura col Commodore 64, guardate, questo è stampato col Commodore 64, Meeting Music Presents Astro Ganga e Maya, guardate, questo è Maya e di qua c'è Astro Ganga, Galaxy Group originale, ok? Questa è la sigla originale di Astro Ganga, me l'ha fatto, fate levarlo, cioè si rimette dentro, e questo è stato stampato con l'MPS 803 col Commodore 64 all'epoca. Ok, andiamo avanti. Abbiamo visto Bia, la sfida della magia, ed ecco il 45 giri originale. Eccolo qui, Bia, la sfida della magia, il 45 giri originale. E qui ovviamente l'alfabeto di Bia. Bia, bie, babe, bie, babe, bi, bie, o babe, bi, bo, bie, u, bu, babe, bi, bo, bu. C, a, C, ca, C, I, ca, C, o, ca, che, ci, co. Ok, andiamo avanti. I Cavalieri del Re. I Cavalieri della Tavola Rotonda giurano solenni eterna fedeltà a Sua Maestà. E poi Blue Noah, bom 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 bom, sottoterra, in mare, in cielo, Super Robots e i Cavalieri del Re. Quindi lato A Super Robots, cioè lato B Super Robots, lato A Cavalieri del Re, bellissimo sto 45 giri. Poi vi ho detto che ce l'ho in tutte le salse questa sigla che ha fatto la storia. Daitan 3, il 45 giri originale, vedete? Questo è quello originale dell'epoca, Daitan 3, qualcosa di spettacolare. Poi ritorniamo sulla regina delle sigle, che è Cristina D'Avena, che ha cantato Giorgi, la 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 la, Giorgi che corre felice sul prato nel suo bel mondo che pare fatato. E qui c'è un'altra copia sempre di UFO Robot Actarus Shooting Star, ta ta ta. Mi faccio l'eco da solo, mi mixo da solo. Andiamo avanti col Gundam. Gundam, oh, Gundam. Eccoci qua. Guardate quanti ne ho di questi 45 giri, ma proprio tanti. Oh, e questa è una delle sigle che ha reso famosissimi i Super Robots, ovvero il Grande Mazinga. Il Grande Mazinga, pubblicato da RCA, e poi hanno cantato una loro versione di Gig Robot. Questa non è l'originale messa poi prima dell'anime, prima del cartone animato, Questa è cantata dai Super Robots, ma è una rivisitazione della sigla di Gig Robot. Mentre adesso ce l'andiamo a vedere la sigla originale di Gig Robot. Eccola qui. Questa è la sigla originale
di Gig Robot d'acciaio, ok? Cantata da Focus, l'uomo d'acciaio. Questo è il 45 giri originale dell'epoca di Gig Robot d'acciaio, quindi non fu cantata dai Super Robots ma da Focus. Gem, torniamo in casa Fininvest, torniamo in casa Mediaset e ci andiamo a vedere un altro 45 giri della regina delle sigle Cristina D'Avena, Gem and the Holograms. Vedete? Al lato B, gli amici cerca famiglia, cerca famiglia, gli amici del cuore, adotta un cerca famiglia. Oh, qua invece ci sono i papaveri blu che cantano questa è la canzone di Charlotte, questa è la canzone di Charlotte, la cantano tra i monti e le risponderà, questa è la canzone di Charlotte. Oh, torniamo dai Cavalieri del Re, Riccardo Zara, e ci andiamo a vedere un altro loro 45 giri che ha avuto un sacco di successo, che è quello dedicato a Lady Oscar, la rivoluzione francese. No, questa è quella che fa oh Lady, Lady, Lady Oscar, la tua spada fischia non delude mai, oh Lady, Lady, Lady Oscar, anche nella mischia vincere tu sai, oh Lady, 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 oh Lady, 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 Lady. E andiamo avanti. Poi qua ci sono i Galaxy Group che hanno cantato una sigla sulla Rai, su Rai TV 1, Mazinger, veloce distruttore come un lampo, non dà scampo, odia la paura, non conosce la pietà, alto la falsità, difenditi malvagità, su di voi avvoltoi c'è Mazinger, Mazinga Z. Ah, e qui torniamo sempre da Cristina D'Avena, è ovvio, perché qui ci abbiamo Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo, Shiro e Mila, oh lovely, lovely Sara, sei un fresco fiore che il vento non può spezzare, no, no. Oh, e questa invece è una sigla che non è mai stata associata al cartone animato Tekkaman, però l'avevano fatta i Micronauti e l'hanno pubblicata, però Tekkaman ne venne trasmesso con la sua sigla originale, ok? E qui c'è anche la Doro TV Merchandising, vedete? 1979 venne scelta questa sigla e poi mai trasmessa prima del cartone animato Tekkaman, ok? Oh, finalmente ne vediamo un altro di 45 giri dedicato a uno dei robot preferiti diciamo di quelli almeno dell'età mia, che è Goldrake, e quindi Actarus che canta Goldrake, e di qua ovviamente c'è Vega verrà. Vedete il Goldrake con 3 corni per ogni lato? Questo fu un errore di disegno e di stampa che venne riportato dappertutto, pure sul vinile, pure sulle ristampe del vinile, dappertutto venne riportato questo errore, perché Goldrake aveva 2 corni per ogni lato e non 3, e mentre qui come vedete ce ne sono 3 per ogni lato. 45 giri originali di Goldrake. Ok, andiamo avanti. Oh, qua c'è un'altra sigla della regina delle sigle Cristina D'Avena, zero in condotta, in pagella non va, i tuoi scolari hanno sempre zero in... E poi questo è un mondo di magia, Cristina D'Avena, sotto vedete Italia 1, diciamo il vecchissimo logo degli anni 80 di Italia 1, quindi un mondo di magia e zero in condotta.
entrambe di Cristina, cioè eseguite e cantate da Cristina D'Avena. Oh, questo è un altro 45 giri che secondo me è abbastanza complicato da trovare, che è Gatchman, la battaglia dei pianeti, spacca e spazio a tutti i cieli, 5 intrepidi ragazzi vanno forti come razzi, alle ali come uccelli sono liberi e ribelli. E questo è sempre in casa Berlusconi, in casa Five Records, diciamo, quando diciamo, Silvio Berlusconi aprirà anche un'etichetta discografica, ok? Oh, John e Solfami, sempre Cristina D'Avena, John e Solfami, Cristina D'Avena, vedete? John e Solfami insieme a caccia di briganti nella città blu, sul suo cavallo John porta con Solfami ovunque forza giunta. Allora, qui c'è un 45 giri che è Candy Candy col disco, ne uscirono diversi, mi pare che erano 12 o addirittura 24, questo è il numero 7, non ne ho tantissimi, quindi questo lo saltiamo proprio a pie pari, anche se magari è anche interessante quello, mentre invece qui ci andiamo a vedere la primissima sigla di Belle e Sébastien, cantata da Fabiana. Viva Viviana, viva Belle e Sebastian, bello un cagnolone delicato, ma la gente questo non lo sa. Sebastian un giorno l'ha incontrato, più nessuno li dividerà. E questa è la sigla di Belle e Sebastian. Oh, ora arriviamo su un 45 giri che secondo me anche questo è complicato da trovare, ma soprattutto perché contiene un errore nel testo, perché qui si dice che il 4 luglio c'è la rivoluzione, ma non è quella la data della rivoluzione francese, e questa è I ragazzi della Senna che cantano il tulipano nero, che poi venne definito pure la stella della Senna, un sacco di nomi sto cartone animato, insomma la storia del tulipano nero, la stella della Senna, sempre cantata dalla regina delle sigle, che responsabile non era del testo, a lei dicevano cosa cantare e lei cantava, cioè, quindi voglio dire, se il testo conteneva un errore, l'errore non era certo di Cristina D'Avena. Ok, andiamo avanti, un'altra sigla bellissima che lei attualmente ancora canta tantissimo è questa, Occhi di gatto, oh oh oh, occhi di gatto, e questo è il nome del trio compatto. Sono 3 sorelle che hanno fatto un patto, occhi di gatto, un altro colpo è stato fatto. Andiamo avanti, e qui è un cartone animato che ha fatto la storia, bellissimo, che è, vabbè, no, questo io volevo dire, questo ha fatto la storia, è Quasi Magia Johnny, Kimagur Orange Road, ok? E questo è uno dei tanti anime, diciamo, chiamiamoli anime, come Ranma, come Inuyasha, come Maisoni Goku, Cara Dolce Kyoko. Questi hanno fatto proprio la storia, bellissimi, bellissimi questi cartoni. E poi di qua pure Mille un giorno dopo l'altro incontriamo qualcun altro. Mille un giorno dopo l'altro pure ha fatto la storia, anche se l'hanno trasmesso poco, ok? Oh, poi vabbè, qui una delle maghette è senz'altro Magica Amy, che venne subito dopo l'incantevole Crimi, la dolcissima Crimi, che è uno dei miei cartoni animati preferiti. E poi tra i miei cartoni animati preferiti c'è anche Olli si allena tirando i rigori, Benji si allena parando i rigori, sembrano partite gli allenamenti, tanta è la classe dei 2 contendenti, Olli rincorre ogni pallone, Benji lo segue con attenzione. Oh. E qui c'è un altro 45 giri molto 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 bello, una sigla bellissima, la fantastica Mimì, originale, vedete, Giorgia Lepore, RCA, la fantastica Mimì, del cartone animato Mimì e la nazionale di pallavolo. E di qua c'è Ultra Lion, Happy Gang,
Ultra Lion TV-landia, vedete? Ultra Lion Happy Gang. Ok, andiamo avanti senza fermarci mai. Oh, mi sa che siamo arrivati quasi in fondo. Allora, questo è All'età della pietra, lo faccio vedere più da vicino. Sigla della serie TV Jatrus, il primo uomo, RCA italiana. All'età della pietra, Sara e Company, e di qua Super Robot 28 dei Super Robots, TV-landia. Super Robot. Oh, qua c'è Candy. Ah, qua ci posso rimettere questo, grande, poi si apre questo, qua, quindi si mette così, qua non c'è niente, perfetto. Vabbè, questo è un altro candy col disco numero 13, quindi erano 24. Vedete, un altro candy col disco. Ciao tutte lentiggini, signorina tutte lentiggini. Ok, e poi l'ultimo che andiamo a vedere, poi vedremo con gli altri dopo aver sfogliato un altro po', è Le avventure di Marco Polo. Pure questo ha avuto 2 sigle, questo cartone animato, e questa è una delle 2. Marco Polo tornato nel viaggio di libertà, oppure Marco Polo è tornato dall'Oriente. Questo è, addirittura ci deve ancora rimettere, ma tutto rigato. Mi sa che ci giocava a frisbee con questo. Remy, le sue avventure, vedete? Vince Tempera, e poi Remy, le sue avventure, Albertelli Tempera. I ragazzi di Remy. I ragazzi, qui ci devo mettere una custodia, va, poi quando ripagate giù, perché le custodie dei 45 ce li ho giù. Ok, quindi vi ho fatto vedere questo super contenitore di 45 giri. Ok, andiamo avanti. Ci eravamo fermati qui. Questa live è già durata 1 ora e 17, è troppo, e siccome abbiamo da sfogliare ancora parecchie pagine. Enzo Draghi qui nominato, io già volevo nominato, e qui c'è Milli un giorno dopo l'altro, arrivano gli snorchi, ce l'ho anche, Ti voglio bene Denver, Siamo fatti così, Peter Pan, Hilary, Ogni puffo pufferà, Il grande sogno di Maya. Queste sono tutte altre sigle bellissime di Cristina D'Avena. Ovviamente, parlando di sigle, non si può non parlare anche del maestro Enzo Draghi. Enzo Draghi è stato un must anche in quegli anni stessi. Lui non veniva mai nominato, quindi ha lavorato di nascosto, ma tantissime sigle, tantissime canzoni, tantissimi brani sono stati eseguiti da lui. Ok, guardate queste altre. Ah, poi c'è ovviamente la sigla della primissima serie di Lupin III, era Planet O, che voi vedete qui sotto, poi ristampata da TV-landia, però non c'entrava niente proprio col cartone animato, scelsero una sigla così, Planet O, Planet O. E qui abbiamo visto gli Ataman, abbiamo visto un'altra volta Goldrake, Gigi la Trottola, Mimì, questa ve l'ho fatto vedere, il 45 giri di Mimì e la nazionale di pallavolo, cantata da Giorgia Lepore. Capitan Harlock, vabbè, mamma mia quante sono, cioè non si finisce mai di vederle. Oh, non mi devo scordare di farvi vedere qualche pagina, se no, vedete, poi sono stati stampati pure su 45 giri colorati, alcune sigle sono state ristampate molti anni dopo su 45 giri colorati. Ok, guardate che bello, cioè veramente a me viene la pelle d'oca, perché io questi anni li ho vissuti a pieno. Vedete, qua si parla addirittura di quello che vi ho fatto vedere, Il mistero della pietra azzurra di Cristina D'Avena, Alfred, mamma mia, si nomina anche Braiger. Diciamo, vi ho fatto vedere anche altri 45 giri, ecco lì Gigi la Trottola,
Kimba, la primissima sigla di Kimba, il leone bianco, Kimba, il leone bianco, re della foresta nera. Oh, i due bambini si divertiranno con il nuovo giornalino di Geronimo Stilton, Anime e Core. Come si dice in napoletano? Anime e Core. In napoletano anima e cuore, anime e core. Vedete? Altre due paginette, pubblicità di Geronimo Stilton, sempre Spray Editori. Oh, qua Davide Castellazzi, il manga come carriera. Come vi ho sempre detto, io queste riviste non le ho ancora mai sfogliate, proprio perché io aspetto di sfogliarle insieme a voi per poterle leggere. E infatti sono nuove, tutte quante nuove, tenute in maniera maniacale, proprio perché io le apro solo dopo averle sfogliate insieme a voi. Ok? Oh, vado un po' più veloce su queste pagine, le sfogliamo insieme, le vediamo insieme, ma vado un po' più veloce. Oh, il bombardiere dei cieli, Groiser X. Quando uscì Goldrake, Gig Robot e Mazinga, quando uscirono questi tre, poi ne uscirono tantissimi altri di robot, e fu il periodo dei mecha, ovvero dei grandi robot, eh, tra l'altro anche per esempio Space Robot, Jet Robot, Titan 3, Trider G7, Zambo 3 e poi chi più ne ha più ne metta, ne uscirono talmente tanti, Gordian, uff, ne uscirono talmente tanti che non se ne riusciva più a tenere il conto, quindi nacque l'era dei robot, dei grandi robot che proteggevano la Terra da innumerevoli nemici, dai Kengo magari no la Terra perché lui stava nello spazio, vabbè, comunque la favola bella di Junior TV con la J, vedete, perché adesso si trova Junior TV ma con la I, e qua invece si parla della vera, dell'originale Junior TV con la J, e vedete che è stata messa in risalto la J scritta rossa su sfondo giallo per dare inizio a questo articolo dedicato a Junior TV. Oh, e qui abbiamo il Baby Show, vedete che poi i Bimbo Mix venivano presentati da questi personaggi, anzi c'è questo personaggio qui che presentava anche i mixage, che non erano per bambini proprio, ma per ragazzi, ok? Poi pubblicherò anche i mixage originali ufficiali, per adesso ho pubblicato gli 80 mixage, che sono delle compilation inedite, delle compilation non ufficiali mixate dai DJ che trovate scritti lì. Uno è Ernesto Carretta, Ernie DJ. Andiamo avanti. Vedete come sono piene di informazioni queste riviste anime cult? La nascita di un nuovo mondo, dentro Junior TV puoi esserci proprio tu. Vedete? Ma quanto sono belle queste riviste, ragazzi. Sono uno spettacolo queste riviste, non c'è nulla da fare. Sono qualcosa di spettacolare. 1986, un anno d'oro, TVlandia. Oh, questo album vi ho fatto vedere che ce l'ho anche io, questo album con la scritta TVlandia tutta colorata. Bellissimo anche quell'album lì, TVlandia, ce l'ho anche io. Oh, qua c'è l'album di Memole Dolce Memole, della Panini, c'è l'album di Sandy dai Mille Colori. All'epoca anche la Panini la faceva da padrone. Vediamo un po' se riesce a mettere a fuoco. Ok, non riesce a mantenere perché ho messo forse la luminosità troppo alta, quindi l'avvicino e
se si riesce a leggere. Memole, dolce memole, in edicola PSM, dedicato alla PlayStation. Allora, tra passato e futuro, originali e bootleg, e qua siamo dedicati ai Cavalieri dello Zodiaco. Sono i Cavalieri dello Zodiaco. Continua questo articolo sui Cavalieri dello Zodiaco. Guardate che spettacolo, i Cavalieri dello Zodiaco. Andiamo avanti. Modelli non ufficiali, un official release. Sfogliamo anime in carne e ossa, breve cronistoria dei Nippo cartoni che diventarono film live action, e ovviamente questo è dedicato a Love Me Licia, Licia Dolce Licia, balliamo e cantiamo con Licia, e Licia di qua e Licia di là, ma non solo, perché non fu solo quello, ce ne sono tantissimi. Comunque, quelli in Italia sono stati i principali. Pochi soldi, tanto ingegno. Mai visti in Italia. Go go go, Mach 5 la più veloce, vince la corsa. E poi venne Netflix, e lo so, con Netflix che c'ha soldi, non dico illimitati, ma poco ci manca, e anche Prime Video, tra Netflix e Prime Video se la battono a chi c'ha più soldi. Dai che ho 3 minuti per chiudere. Prima parte, 3 ragazze ai confini di Italia 1. Ray Art, questa avventura. Magic Knight Ray Art. Oh, qui continua Ray Art. Guardate, guardate, qui finisce questo articolo su Ray Art. E queste sono le pagine finali di questo numero 18 di Anime Cult, uscito ormai parecchio tempo fa. Qua c'è pure Pollon. Io sono la figlia di Apollo e mi chiamo Pollon. Sembra talco ma non è, serve a darti l'allegria. Qui la pubblicità di un Japan Magazine che io magari già abbiamo fatto, pure lo sfogliamo insieme. E questa è l'ultima pagina con quello che ci aspetta nel prossimo numero, che già ce l'abbiamo. Vabbè. Comunque questo era il numero 18 di Anime Cult. Abbiamo visto un sacco di 45 giri. In chiusura ci andiamo a vedere, diciamo, gli ultimi 45 giri. Questi già li abbiamo visti, no? No, non li abbiamo visti, questi manco per l'anticamera. Ok. Questi sono i Gatti di Vicolo Miracoli, capito? Sigla della trasmissione Domenica In. Ok? Vado molto veloce, Rock, 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 Rockefeller. Questo era Luis Moreno ed era la sigla di Fantastico 5, vedete? Rockefeller, portaci con te, andiamo su, andiamo giù. Vabbè, questi Patsy Kensit degli Eight Wonder, che è bellissima ragazza, ma bellissima anche la sua voce, tanto anche con Eros e Ramazzotti. Questo è Paul Young, Every Time You Go Away. Every time you go away. Questi sono tutti i brani che hanno fatto la storia. Ecco, questo per esempio è la colonna sonora ufficiale di Rocky 4,
Eye of the Tiger di Survivor, ok? Quindi anche Rocky 3, Rocky 3, Rocky 4, ma soprattutto Rocky 4. Eye of the Tiger, Visage, Fade to Grey, sempre diciamo la disco 80, is Fade to Grey, Yazoo, Only You, vedete? King Wild, Hey Mister, ok, questa non è tanto Village People, In the Navy, non le sto facendo vedere, Can She and the Sunshine Band, Please Don't Go, prima ancora che lo facesse Hathaway. Questa era l'originale di Casey and the Sunshine Band, Please Don't Go, Don't Go. E questo è The Captain of a Heart dei Double, 45 giri originale, Captain of a Heart. Get Up a Go-Go, Get Up a Go-Go, bellissimo anche questo, poi li metto bene a posto, anche perché vi faccio vedere gli ultimi molto velocemente. Andiamo a vedere, voglio farvi vedere prima questi, ok, senza fare, vabbè, questo fu un 45 giri che venne usato per fare beneficenza all'Unicef, ok? Quindi tutto il ricavato della vendita di questo 45 giri venne devoluto all'Unicef. Poi qua c'è Grand Prix e il campionissimo dei super robots, vedete? E all'altro lato c'è il super robot Daltanius, mi ero dimenticato di menzionarlo, anche questo è uno dei miei preferiti, con Beralios nel petto. Qui abbiamo sempre Alice nel Paese delle Meraviglie di Cristina D'Avena, vedete? La versione strumentale da una parte. Questi sono contenuti dentro delle sovraccopertine di plastica proprio per preservare la copertina, ok? Guardate, questo è Palla al centro per Rudy, un pallido tentativo di imitare Holly e Benji che non riuscì tanto bene, infatti sto Palla al centro per Rudy non l'abbiamo più visto. Quindi invece qua Prendi il mondo e vai, è bellissimo, è una pietra miliare nel mondo degli anime, questo cartone animato. È bellissima anche la sigla, Prendi il mondo e vai, cantata abilmente da Cristina D'Avena. Beh, questa è un'altra copia delle avventure di Marco Polo che abbiamo già visto prima. Ok, Gatchman, la battaglia dei pianeti, questa volta con la copertina, vedete? Seven Arc 7 e la battaglia dei pianeti, questa volta con la copertina originale. Bombolo, Oca Filastrocca, tutte cosette un po' così, guardate qui che c'è, Puffi di qua, no, Puffa di qua, Puffa di là e Puffa allegramente, e di qua Buon compleanno grande Puffo, sempre della regina delle sigle Cristina D'Avena. E qua c'è un'altra bellissima sigla, Zero in condotta di Cristina D'Avena e Un mondo di magia. Ok, qui vi faccio rivedere Bim Bum Bam nel castello cosa c'è e Bim Bum Bam col piccolo coro dell'Antoniano diretto da Marielle Ventre. Ok, qui c'è il disco originale di Remì, le sue avventure, con la copertina tenuta molto molto bene, calcolando che è degli anni 70. Qui c'è la sigla originale di Pippi Calzelunghe, Pippi Pippi Pippi, che nome fa un po' ridere. E qui c'è Elisabetta Viviani, 1977, Heidi, l'originale anni 70, Heidi 78, perché poi venne ripubblicato nell'81 e cambiò lo strumento di apertura della sigla. Ok, quindi queste le rimettiamo, apertura così, le rimettiamo qui così, e mi manca solo da farvi vedere queste sono tante, però ci sbrighiamo perché mi sa che non so tutte di cartoni animati,
Allora, questa sicuramente è Oliver Onions. Ah, questo è Flying Through the Air. Ta-na-na-na-na. Un film con Bud Spencer e Terence Hill che si chiamava Più forte ragazzi, Oliver Onions. E qui sempre Oliver Onions, Plata and Salud, sempre da Più forte ragazzi e sempre degli Oliver Onions. Quindi sempre per quanto riguarda gli OST, vi faccio vedere questo. Vabbè, questo è Elton John. Questa è la sigla di Disco Ring, per chi se lo ricorda, Disco Ring o Revolution. Ok. Oh, questo è Furia a cavallo del West. Vedete? Ah, scusate. Furia. Questo è il disco originale di Furia a cavallo del West, cantato da Mal. Ok? Questo lo saltiamo, questo lo saltiamo. Si aprono tutti sopra, no? Sì. Questo lo saltiamo. Numero 1 in Inghilterra. Oh, guardate, qui c'è un'altra copia di Gig Robot, la sigla originale, l'uomo d'acciaio, tra l'altro stampato da una parte così e dall'altra così, vabbè. Gig Robot. Ok. Poi qua c'è un'altra copia di Goldrake, cantato da Actarus con Vega al lato B, e qui c'è un'altra copia di UFO Robot con Shooting Star al lato B, vedete? Qui c'è Lady Oscar, l'originale, Lady Oscar, la primissima sigla. Poi qui c'è Words, che ce la ricordiamo tutti, F.R. David, Don't Come Easy, vabbè, pure Popcorn pure ce la ricordiamo tutti, qui ci sta, vabbè, i Pooh, questi sono i Pooh, qui c'è Lucio Battisti, Fiori Rosa, Fiori di Pesco, e Il tempo di morire, grandissimo Lucio Battisti, Pensieri e parole, 45 giri originale, ok, Lucio Battisti, Emozioni, Anna, ok, Lucio Battisti 7,40, Lucio Battisti mi ritorni in mente, bella come, I giardini di marzo, Lucio Battisti, e Lucio Battisti comunque bella, Lucio Battisti, andiamo avanti, oh, sigla di Sandokan, sempre Oliver Onions, i fratelli De Angelis, quindi Sandokan, la sigla della trasmissione omonima, ed ecco Vobinda, avevo detto che ce l'avevo, Vobinda, sigla della trasmissione TV Vobinda, come vedete di sigle ce n'ho tantissime, chi è? Roma Brasilera, va bene, oh, I ragazzi di Remy, le sue avventure, copertina fatta con la carta della stampante bucata da un lato e dall'altro. Questa è carta della stampante che veniva utilizzata per esempio anche sull'MPS 803 con il carrello che la tirava, questa carta, ed era a modulo continuo. Venivano venduti delle risme di carta tutta unita e potevi fare gli striscioni. Ok, ciao Andrea, benvenuto, l'ho letto adesso. Ecco qua i ragazzi di Remy, Sheila Be Devotion, questo è Singing in the Rain, let's sing in the Rain, sempre la copertina fatta da me all'epoca quando avevo il Commodore 64 con l'MPS 803, vedete i buchi di questa carta, sto nastro ce l'ho messo io, cioè oramai negli anni 80. Riccardo Zara, Le mele verdi, altra copia di Bobinda, e sempre, vedete, su carta della stampante MPS 803, Casey and the Sunshine Band, That's the Way, I like it, ok, Elisabetta Viviani, la versione originale di Heidi, RCA, Daniele Bello lato B, e sempre la carta usata per la stampante, Katia Svizzero, L'Ave Maia e Flip, sempre carta Commodore 64. Ancora non c'avevo l'Amiga quando ho fatto queste copertine, Pensate un po' da quanto ho, sia i 45 giri
che da quanto tempo stanno qua così. Gloria Gaynor, I Will Survive, Polydor 45 giri, sempre vi faccio vedere da quest'altro lato la carta bucherellata, modulo continuo per la stampante. Oh, Santana Europa, sempre la carta bucherellata. Ok, e questo è l'ultimo, un'altra copia ancora, Actarus UFO Robot Shooting Star Cetra 45 giri, sempre carta bucherellata. Qui siamo nel piano degli anni 80, quando ho fatto queste copertine. Quanti ricordi, ragazzi. Oh, ce l'abbiamo fatta, vi ho fatto vedere tutto quello che vi volevo far vedere, quindi mi fa piacere, vi ho fatto vedere un po' tutto. Sono un'ora e 40 di live, quindi non mi dilungo tantissimo sui saluti. In chiusura di live vi invito a mettere un like a questo che poi diventerà un video, questa live diventerà un video, e quindi mettete il like se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al canale, questo ormai lo dicono tutti, lo dico anch'io, andate a vedere i miei siti, classe74.it, legolando.it, starwarsstore.it, magliettevintage.it, renijstore.it e il mondodelvinile.it. Sono questi i miei siti, questi siti da cui dovreste partire per andare a fare i vostri acquisti su Amazon, ma soprattutto partite da classe74.it, che è un sito ad hoc che io ho fatto e ci ho perso pure un sacco di tempo per farlo, da cui potete partire per fare i vostri acquisti su Amazon. Ok, non mi dilungo oltre perché questa live è venuta di un'ora e 40, quindi quasi un'ora e tre quarti, troppo lunga. Comunque va bene così, vi ho fatto vedere tanto materiale. Abbiamo sfogliato insieme il numero 18 di Anime Carta, adesso dovrò fare la copertina e metterò tanti 45 giri, quelli che riesco a trovare già digitali, non mi metto a fare tutte le fotografie, sarebbe impossibile. Quindi grazie a tutti di essere stati qui con me, sia a quelli che sono stati con me durante la live, sia a quelli che vedranno il video in differita come video e non come live. Io vi auguro un buon pomeriggio, sono le ore 11:54 di questo lunedì 7 luglio 2025. Grazie veramente di essere stati qui con me e vi lascio con la sigletta di Reni Toons. Dove sta? Me la sono persa. Reni Toons, eccoci qua. Allora io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima live che come sempre non so quando sarà, quando avverrà, ok? Prossimamente ci sarà un'altra live perché dobbiamo recuperare tanti sfogliamo insieme. Grazie a tutti di nuovo, un saluto, ciao da Reni Toons.